Già mi immagino le curve che ci aspettano, no? Oh, le la finisce più sta curva! Guarda che paesaggi, ragazzi, con il sole che passa tra le montagne. Guarda il paesaggio, mi stavo sciattando dentro al guardrail. Ho messo il ginocchio! Non c'è una macchina, non c'è nessuno! Non voglio uccidermi, voglio divertirmi. Pensavo fosse ruvido l'asfalto, è liscio, fra, sono scivolato! Ma cos'è, una pista? Che è successo? Tornate indietro. Se ti fai male, sbagli, ti fai male da solo. È contro me, è chiusa! Madonna mia. Ragazzi, mi sto veramente consolando. Questo video lo guarderà solamente chi veramente è appassionato e chi gli piace curvare. Ma guardate dove ci stiamo fermando, ragazzi. La benzina 1,1. Cioè, ragazzi, 30 euro 27 litri. Ragazzoli, stiamo partendo in questo momento per fare 1000 km tra le curve più belle della Sardegna. Abbiamo bloccato tutto con un ragno. Eccolo, vedi l'ultimo gancetto, lo attacco insieme a voi. Ecco qui, vabbè, non ha senso proprio questo, poteva stare anche penzolante. Naturalmente siamo tutti tutati, ragazzi, così protetti al massimo. Gli altri ragazzi, vabbè, qualcuno non è provvisto proprio di tutte le protezioni. Are you serious right now, bro? Ci ha detto di andare piano perché ci sono i controlli. Ma perché lei sta correndo? Scusami, se noi dobbiamo andare piano perché ci sono i controlli, lei perché può correre? Non ho capito che ha detto, ragazzi. C'era un vostro qua prima a destra, forse parlava di lui. O c'era un porco o un posto, forse intendeva un posto di blocco. Non l'ho capita, sincero. Si era letteralmente un porco in un bosco che faceva un posto di blocco. Io già sto quasi col ginocchio a terra, Ale. Mi caso, fra. Qua sicuramente ci divertiremo un mondo. Sono io a fare strada ai sardi, ragazzi. Abbiamo le chiavi di Sassari, Cagliari, Alghero. Vai, sei il padrone, sei il padrone. Sì, sono sempre io, vero? Comunque vado, sono sempre io che faccio strada. Ispiro fiducia, forse. Sbagliano. Sono proprio stragasato. Già mi immagino le curve che ci aspettano, no? Mamma mia. ABS staccato, la strada ormai è iniziata, sta partendo il videogioco. Svincolo, ragazzi. Ragazzi, quando camminate in gruppo collegate gli interfoni. Che c'è? Stavi andando a lungo, che dici? Ma perché non ti metti il navigatore, Ale, e vedi le curve? No, ma non seguire nessuno, Ale, mettiti dietro di me, dovete bene, non vado oltre i miei limiti nelle curve, non voglio uccidermi, voglio divertirmi, capi? No, vabbè, comunque Alessi, cambi di direzione veloci, fatti alla media di 100 e passa. Bellissimo, mi sto consolando. Oh, che bella curva, madonna mia. Madonna mia, va giù. Mamma mia, va giù. Come vuoi tu? A me mi piace così. Guarda quanto mi sto casando. Oh, Ale, la finisce più sta curva. Ale, la finisce più sta curva. Fast as fuck, boy. A me si è messo lì davanti e io vado più piano, non mi interessa. Mi distacco da lui, ragazzi, perché se no, uno, inizia a seguire le sue traiettorie, due, può succedere sempre qualcosa, quindi è sempre meglio tenere la giusta distanza. Ciao. Allora, secondo me ci conviene camminare ancora, che siamo gasati, ci facciamo tutti i 350 km, non ce ne accorgiamo proprio, mi credi? Ah, manca un ragazzo. Scusatemi, non l'avevo visto, mancava l'R7. Voglio che strade, comunque mi sto casando come un pazzo. Via! Oh, volandale! Oh! No, ma comunque vi caricherò un video così, direttamente, ragazzi, senza tagli. Chi lo vorrà vedere lo guarda, chi non lo vorrà vedere non lo guarda, perché questo veramente è troppo bello.
Madonna, ma queste strade da dove escono? Non c'è una macchina, non c'è nessuno. Asfalto pulitissimo e nuovissimo. Bellissimo. No, guarda sta curva. Con questo paesaggio non posso guardare il paesaggio. Guarda il paesaggio, mi stavo sciattando dentro al guardrail. Non si possono guardare i paesaggi. Mi sono consolato. Porca vacca. Stavo schierando perché c'ho troppo peso dietro. Oh, ragazzi, comunque colla. Colla. È una pista, serio, bellissimo. Questo è un osservatorio, ragazzi. Ale, non andare sulla terra, non sporcare le gomme. Però non facciamo raffreddare le gomme. Infatti, andiamo. Vai. Non era ora la pausa pipì. È il brivido della pipì. Later. Si riparte a fare le curve. Ho fatto una puzzetta mentre ero in curva, mi ha sbilanciato. Poi, ma qua mi stanno facendo mangiare la carne di cavallo. Che potete avere? Le gomme stanno lavorando da Dio. Oh, ma che inclinazioni c'hanno ste curve, fanno paura. Non ho nemmeno l'ABS, ma sto facendo delle pinzate in curva. Perché poi alla fine le curve non è che le sto guardando dal navigatore, mi sto concentrando di più sulla strada, cosa sbagliatissima. Cioè, no, cosa giusta che ti concentri sulla strada, però magari è buono anche dare un occhio al navigatore. Però le gomme comunque, ragazzi, mi stanno dando una sicurezza assurda. Cioè, io non ho l'ABS in tutto ciò. Altri 45 km così, ragazzi, io veramente ci posso perdere la testa. Bellissimo, bellissimo, veramente. Madonna mia. Sì! Ho messo il ginocchio, ragazzi! Che bello! Ma che bello è! Troppo bello! Sono come i bambini piccoli io, ragazzi. Ma che bello è! Ha detto 350 km sono lunghi da fare. Ragazzi, con queste strade io me li faccio in una volta. Ciao fratelli biker! E si ritorna a mettere il ginocchio a terra, ragazzi. Si sono fermati! Ragazzi, quanto mi sto divertendo a grattare il ginocchio. Madonna mia. Fanno sti cambi di direzione, ragazzi, che sono troppo belli. Curve su curve, curve su curve. Wow, ragazzi, io mi sto consolando. Ci fa passare a fianco al fiumiciattolo, ragazzi, guardate. Un fiume asciutto, arido, secco, brutto, triste. Non c'è cosa più bella. Viaggiate, ragazzi, viaggiate in moto, ragazzi. Fate i passi, non guidatele in città. Se comprate una moto andate sui passi. Madonna mia, che bello. Vedi, qua puoi dar gas, non dai fastidio a nessuno. Se ti fai male, sbagli, ti fai male da solo. Però indossate tutte le protezioni, non andate troppo oltre il proprio limite. Quando qualcuno è più forte di me io lo faccio andare avanti, lo faccio spingere più di me, anzi ho anche il piacere a guardarlo e dire wow, guarda che bravo. Così magari posso apprendere qualcosa, ma mica riesco a starci dietro. Non fa niente, se ne va. Ciao. Io però porto la pelle a casa. Oh, brutto dislivello quello. Mi ha sballottolato. Un altro. Ma dove cazzo c'è? Ma si può andare? Ma non è contromano questa strada. Fra, io penso sia contromano sta strada, perché la segnaletica sta solo a scendere, guarda. Però il navigatore me la dà per buona. No, ma non è contromano. No? È contromano, è chiusa. Ok, perché il navigatore ce la porta agibile. Con voi veniamo. Grazie mille, gentilissimo. Oh, non l'avevo notato quel cazzo di cosa.
arrivi a staccare a 120, 130, 150. Veramente è un circuito, ragazzi. Ma perché non lo conosco, cioè non conosci la strada e l'asfalto, devo dire la verità, qua è un po' spaccato e ci sono questi avvallamenti che ti fanno ballare tutto. Comunque ragazzi, i freni senza ABS sono un'altra cosa. Sono solo? Simo? Gli altri? Cioè il tempo vola ragazzi, non ci credo che sono passati altri 20 minuti in sella. Siamo arrivati a un'altra tappa. Con tutte queste curve veramente il tempo vola. Normale, la stanchezza si sente, devo dire la verità, con le protezioni si sta da Dio in sella, si sta benissimo, anzi c'è proprio quell'aria fresca che ti tiene fresco, non sudi, bellissimo, Spettacolo. bellissimo, bellissimo. No, ma questo è nulla, Qua l'asfalto era un po' una merda perché prima delle curve c'erano degli avvallamenti che... Pausa, è pausa ragazzi, siamo arrivati. È una gomma della Golden Tire, mi sta dando delle soddisfazioni non indifferenti in curva. A few moments later. Abbiamo fatto una piccola pausa, adesso la prossima tappa è a 55 minuti da qui. Ah, dice un'ora e 2 adesso. Vabbè, dobbiamo fare altri 50 km e... cercavano un passaggio, ve lo giuro gliel'avrei dato, solo che ho la borsa dietro, cioè non sapevo dove farlo sedere. Bellissimo, anche se è un po' dissestato, cioè è sempre molto meglio rispetto a quello che siamo noi abituati, quindi va più che bene, ci accontentiamo così, ci accontentiamo così. Oh, qua in mezzo però è brutto questo, perché io stavo mettendo il ginocchino, poi lo lasciavo lì dentro al tombino. Olè! Madonna mia, ragazzi, non sto parlando perché mi sto concentrando a guidare, mi sto veramente consolando. Si vola! Ah, asfalto buono! Vabbè, buono, parolone, scivolata. No, 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 sporco. È liscissimo! È composto proprio da briciolino, sì. Sì, sono proprio briciolini. Io poi lo tocco per sentire com'è. Percorso più veloce, no grazie. Voglio fare le curve, vaffanculo, Google! Ma cos'è il Grand Canyon? Spettacolo! Ragazzi, su sti posti quando non ci sono macchine divertitevi, perché poi è a discrezione vostra, ma quando ci sono le macchine rallentate, perché proprio perché non c'è nessuno a volte si sentono liberi di potersi lanciare o fare qualche inversione o altro. È meglio andare piano, rallentare un attimo. Tu dici ma come c'è una macchina? Proprio perché c'è una macchina è molto più probabile, mentre invece con 2, 3 uno già tiene la soglia dell'attenzione più alta e quindi è meno improbabile. Ragazzi, bellissimo, guardate qua, cioè dove stiamo guidando. C'era il briciolino là, ragazzi, c'era il briciolino in quella curva, brutto 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 brutto. Buona 09 che slitti senza traction control, vuoi fare la brava? Ho pissato dietro con i piedi, ragazzi, così bisogna fare. Madonna mia, asfalto nero, bello. Oh. Asfalto di merda? No, uno scoiattolino, che bello. Era uno scoiattolino, credo. Sono come i bambini piccoli, ragazzi, sto divertendo in una maniera assurda.
Ragazzi, mi sto veramente consolando. Questo video lo guarderà solamente chi veramente è appassionato e chi gli piace curvare, perché qua dovete solo godere. Ma non so se dovete godere della mia guida, perché non sto dicendo che sono bravo, però ragazzi, bellissimo, cioè bellissimo. Da motociclista mi innamorerei solo a guardarlo un video simile. Mamma mia ragazzi, venite in Sardegna, venite in Sardegna. Dai, non farmi raffreddare le gomme, zio. La prima curva visibile, ma sono tutte curve cieche, ragazzi. Ma come facciamo a superare? Ma siete seri? Mamma mia! Mo' si è riaccesa a me, eh? Ragazzi, che curve! Mi si è spenta la merda della GoPro! Ma adesso riprendiamo da lì! Vai! Years later. Ragazzi, Mamma mia. è stato bellissimo. E banco ancora tutto il pomeriggio. Ma solo per fartelo capire, ti ripeto, noi da 1 ora e 2 che era il percorso abbiamo fatto in 41 minuti. Per dirti tutto. Salutiamo tutto il popolo di YouTube. Ciao. Ragazzi, abbiamo appena finito di mangiare. Questo ristorante è buonissimo. Il proprietario è un personaggio. Cosa? Non si era alzato il cavalletto. Che figura. Il proprietario è un personaggio assurdo, simpaticissimo. Mi ha fatto mangiare un gelato veramente buonissimo, artigianale. E adesso ragazzi andiamo a fare benzina e si riprende. Le ruote sono fredde, abbiamo la pressione molto bassa, perché adesso le facciamo salire noi di temperatura e quindi aumenta la pressione. L'ho messo 1,7 al posteriore e 1,9 all'anteriore, ragazzi. Io tô bravo. Ragazzi, viaggiare con la benzina a 2 euro è una merda. Ma lo dovete fare voi? Ale! Oh Ale, stai a mannare te, stai a mannare. Grazie. 2,89 euro di benzina. Questi sono pazzi. 2,89 euro la benzina, non avevo letto. 0,89 24 euro 11 litri, sai solo che sta l'euro. So che non è dipeso da te il prezzo. Guarda, gli ha dato un pezzo di droga. Guarda, la vedi? Questa è una boss di Cagliari, una boss della zona. La vedi? Guarda come cammina col petto all'infuori. Guarda, sta chiedendo il pizzo. Mi sta chiedendo il pizzo. Ah, che bello, fra! Ho visto la mia prima estorsione qua. La signora stava chiedendo il pizzo. Ho detto, se tu vuoi stare qua col furgone mi devi dare i soldi. Non è che lui ci crede. Oh, hai detto che volevi essere percolato su YouTube? Hai ragione. No, oh, non rompete i coglioni. Bestemmio sul video, Io te la censuro. Vale. Oh, puttana. Allora, adesso come la metti? Maro, vedi, lo dico anche io sempre. Madonna mia. Madonna mia, va giù. Ops, ho digerito un po' di pranzo, ragazzi. Non volevo. One eternity later. Cioè no, fammi capire che io adesso ho acceso la GoPro, quindi io finora non ho registrato nulla. Bene, ho fatto un casino di curve, ginocchio a terra ogni curva, bellissimo. Non ho registrato un cazzo. Nice. C'era un vecchio, ragazzi, che ha fatto la curva completamente nella mia corsia, mi stava ammazzando. Stava dormendo, però aveva 90 anni. Per questo quello che vi ho detto anche prima, bisogna stare attenti, soprattutto perché quando sono poche macchine è molto più probabile che succeda una cosa simile. Qui mi stava ammazzando in questa curva il signore. Sono uscito nell'erba. Serio, non scherzo. Però
sfortunatamente non stavo riprendendo. Porca vacca, se no c'avevo un mega titolo. Oh, guarda, pensavo che si era staccato l'ABS, c'ho l'ABS, vedi? Mi ha attaccato, Non abbiamo fatto niente noi. Ragazzi, queste ci caricano. Carini e coccolosi, ragazzi. Bene, bello, intelligente come cosa. E ragazzi, ho rallentato per il cane, non perché avevo visto lui, volevo segnalare ai ragazzi che c'era un cane e poteva buttarsi per strada. La fortuna è la seconda volta che me la manda. Prima, ragazzi, mi ha chiamato Alessio, nel momento in cui mi ha chiamato Alessio ho rallentato, non ho fatto la curva sparato e il vecchio è uscito dall'altra parte, quindi sono uscito direttamente così dalla strada e me lo sono scansato. Questo si è buttato così. Cioè, come dicevo, veramente, cioè, la teoria è quella: meno ne siamo e peggio è per strada, perché uno si sente libero di fare qualche minchiata e poi è problematica. Uè, guarda come scivola, va. Io c'ho sto cazzo di ABS dentro che non mi dà per nulla sicurezza, devo fare una staccata potente, questo nei fossi mi attacca. Qualche cacca di vacca. Però è pulita la strada, cioè viene pulita da qualcuno, perché è pulitissima. Esce qualche mucca all'improvviso qua, pam! Quando gli faccio queste aperture così dopo la 09 diventa super cattiva, riprende vita. La strada fa schifo. Bella! Moca! Pam! Qua col mezzo da enduro passavi direttamente di qua e non ti facevi la curva sporca, che palle. Cosa facciamo a motospente? Senza mani! Senza mani! Così imparate a usare il freno per impennare! Senza mani, senza mani! Guarda, modulo il freno di dietro, bravo! Imbroglione, sto frenando! Con il piede di dietro! Ma dove stai mettendo le mani, imbroglione? Oh ragazzi, che paesaggio! Bellissimo! Tu fa che lo capo a me. Ragazzi, sto seduto sulla mia borsa serbatoio, comodissima, altissima, levissima, purissima. Stiamo risparmiando la benza, ragazzi, perché costa 2,50 € la benzina. Meglio anche la frenata con la motospenta perché non ho l'ABS. Le ruote le teniamo calde però senza sprecare benzina. Che genialata è questa. Che bello, ragazzi, senza parole. Buonasera. Buonasera. Che goduria. No, ne ho pensato, ma non è che siamo contro mano, ragazzi, perché la curva la segnala solo a scendere. Ma guarda, la curva la segnala solo a scendere. Io, se hai sentito, sto bussando nelle curve. Ci siamo riposati un po', ragazzi. Ci siamo stesi qui a terra. Si sono affiancati i carabinieri e cosa hanno detto? Ragazzi, questa non è una piazzola di sosta. Ma dai! Non c'è nessuno, ragazzi, passa una macchina ogni morte di papa. Queste due macchine sono passate adesso dopo un'ora. E ragazzi, ci aspettano altre 2 ore di bellissime curve. Qua sta iniziando a fare sempre più fresco. Il sole sta calando, abbiamo le ruote fredde, siamo appena ripartiti. Guarda che paesaggi, ragazzi, con il sole che passa tra le montagne. Mamma mia! Ah, eccolo, eccolo. No,
Già è finito. Bello. Madonna mia, Madonna mia, spettacolare, spettacolare. Ui, carabinieri di prima. Ciao carabinieri. Ma guardate dove ci stiamo fermando, ragazzi. Spettacolo. Com'era? Bello, bello. Andiamo diretti Olbia. Vai, ce ne andiamo con i ragazzi, ce ne andiamo. Sono tutti carichi. Jolly, Jolly, Jolly giocato. È liscissimo sto asfalto, ragazzi. Pensavo fosse ruvido l'asfalto, è liscio, fra, sono scivolato. Se n'è andato il posteriore, ma boom, c'avevo il ginocchio a terra, fortunatamente. Stiamo attenti, mo l'hanno fatto sto asfalto, guarda qua com'è liscio. Ok, dai, questo già è migliore. Non è buono di nuovo questo asfalto, ragazzi. Questo quando è appena fatto l'asfalto, ragazzi, è scivoloso. C'è quella patina sopra che non ti dà per nulla sicurezza. Infatti guardate qua, c'è lo stivale e scivola sopra. Ah. Years later. Che paesaggio, ragazzi, che sole, che momenti, madonna mia. Viaggiate in moto, comprate le moto e vivetele. Indietro, tornate indietro. Che è successo? Tornate indietro. Tutto a posto? Sì, tutto a posto, si è sforzata la borsa del ragazzo con l'R7. Vai, 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 stiamo arrivando. Però dai, almeno ce le facciamo anche a salire adesso. Fra, ma mo mangiamo un panino anche se ci siamo fermati qua. Ma mi avete fatto sentire sto odore adesso e non mi fate mangiare. Vedete che tramonti vedete viaggiando, ragazzi? Una luce con i raggi. Spero che rendano i colori dalla GoPro. Later. Adesso col buio, ragazzi, andiamo un po' più piano. Madò, che luna! Che luna! E che tanfa d'erba! Con la visiera, sto andando a 210 all'ora senza la visiera. E ragazzi, penso che mi hanno fucilato le zanzare, ma ce ne ho azzeccata, penso, qualcuno in faccia. No, raga, ma c'è la benzina a 1,11. Dove? Ma veramente? È un errore. Vale. No, un errore. C'è la benzina a 1,11. No! Ma che Non è vero! Ragazzi, che capata! Voglio che capata! La benzina a 1,1. Ragazzi, la benzina a 1,111. Facciamo i pienoni. Mi riempalo. Non ci credo. Non ci credo, che capata! Sto rimuovendo la carta. Selezioniamo la pompa 1. E ragazzi, la cosa più bella, penso che non mi è mai successo nella vita, solo a Dubai. Vabbè, qua la preautorizzazione è giustamente di 103 euro. E andiamo a fare il pieno a 1,110 euro. Io sono emozionato di questa cosa. Fare il pieno con 10 euro. Cioè, ragazzi, guardate che bella sensazione. Mamma mia, perché non ce ne ho? Perché c'ho tutta benzina sotto? Ma cos'è il sogno di una vita? La sto buttando fuori, tanto non la pago un cazzo. Vuoi vedere? Guarda che faccio. Via, via, non la pago.
Non la pago! Facciamoci la doccia con la benzina stasera. La cosa più bella di sempre, ragazzi. Stiamo fermando le persone per strada, devono fare anche loro la benzina a 1,1 ma quando vi capita questa cosa? La signora fa la benzina a... di solito mette 60 euro per fare un pieno. Ma quando mai capita una cosa del genere? Io sto scioccato, vi ridete, non si voleva fermare lui a fare benzina. Cioè ragazzi, 30 euro 27 litri. Hai tutta la mia stima, signore, che hai sbagliato. Posso anche tornare a Napoli io. Ragazzi, io domani torno a Napoli, ho visto tutto quello che dovevo vedere in Sardegna. A benzina a 1 euro.